Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Commendatore Veneziano. Allora siamo a Shanghai e ho fatto le prove libere sotto la pioggia, sono andate molto bene, sia passo qualifica che mi dà il 11° tempo sotto la pioggia però, e la familiarizzazione del circuito, l'usura gomma ancora non riesco proprio a sistemarla. C'è da dire che la Williams, ragazzi, ha fatto uno sviluppo importante, ha superato la Red Bull. Nel resto delle scuderie invece forse la McLaren, ma forse la McLaren ha superato qualcosa, non lo so. Noi siamo proprio, insomma, siamo ancora terzultimi. Purtroppo abbiamo 155 punti. Possiamo fare uno sviluppo all'efficienza carburante, però e qua anche. Però io sinceramente preferisco aspettare, fare qualche punticino in più, perché vorrei sistemare la deportanza. Insomma, i nuovi turni consentono di dirigere con l'efficienza del flusso dell'aria. Ok, questo qua quindi voglio fare. Va buon raga, andiamo. Qualifying session, terza tappa del mondiale, China. L'obiettivo scuderia è il 16° posto, quindi almeno 16° dobbiamo arrivare. Ok. Quindi qualunque paese ci stiate merda. seguendo, benvenuti in Cina per le qualifiche di Formula 1 di Shanghai. Tempo di merda, signori. Nelle ultime stagioni si è parlato molto dell'usura delle gomme. Alcuni dicono che Allora, l'icona è già bevuto. per altri che fa parte del gioco. Allora, domanda: i piloti avranno cura dei loro pneumatici o abbandoneranno ogni cautela e se ne preoccuperanno solo quando si presenterà il problema? Probabilmente qui sarà l'usura delle gomme a fare la differenza. È fin troppo facile spremerle a fondo cercando di ottenere un buon tempo. Se parti con un buon bilanciamento, come la Mercedes o la Red Bull, i risultati arriveranno. Ma che cazzo di telecronista c'è? Il telecronista dell'altra volta? Oddio. Lo so, Pucci. sarà una vera sfida finire questa sessione, ma cerca di fare del tuo meglio. Pucci si è impossessato di F1 2016. Bene, fa piacere. Ok, andiamo un po' veloci. La pioggia è anche destinata a calare. Bene. Ok, non piove più. Buono. Con che gomme stanno andando? Info sessione. Ok, sono ancora con le Va bene, proviamo con le intermedie allora. Vai. Idonea. Perché mi fanno... Oh, proviamo con le... A questo punto proviamo con... Qua però mi dà... Proviamo le... Ma io la vedo dura, però... Ok, andiamo a modificare l'assetto della vettura. Vai. Vediamo cosa combiniamo. Ok, la pista si è asciugata, sì. Vai. Iniziamo le qualificazioni, le Q1. Non sono mai andato con l'asciutto, però nelle prove libere, quindi sarà un po' in difficoltà, ragazzi. Obiettivo 16° posto. Col palletto è andato come al solito. La Cina è un gran premio sfavorevole, di solito. Per ricominciare i premi il primo. No, bruttissimo errore. Ah, qua devo fare un giro in più e vado anche a consumare le gomme, Dio Cristo. Ah, malissimo, malissimo, raga. Inizio veramente negativo di qualifiche. Gutierrez alla pole perché il primo con le gomme super soft a fare il giro. Cazzo, 11° era il tempo previsto per la qualifica con la pioggia, ma
La Cina purtroppo è una gara che non amo, però dopo le belle prove libere, cazzo. Adesso vediamo. Devo fare per forza un altro giro, purtroppo. Vai come Dona. Spinge a fondo come con Tori, devi spingere. Romain Grosjean ha la pole provvisoria nella Q1. Si vede che sono andato col bagnato, mamma mia se si vede, giro pessimo, primo giro pessimo, ne posso fare 2, quindi non posso sbagliare. Non posso sbagliare il secondo. Giro veramente brutto per il talentissimo. Che proprio talentissimo non è. Prendermi la Q1 adesso. Me la devo prendere, me la devo prelevare. Non dovrebbe piovere. Se cambia qualcosa ti avvisiamo. Dai, spostati però, Cristo. Ok, ottimo lavoro Kumerlaujo, dai. Merda, questa non l'ho presa certo, alla grandissima. Come siamo col tempo delta? Ok, alla grande. Sì, lo so. Sì, lo so, Jolion è un porco, Jolion. Giro record di Ricciardo 1:39.565 per il porco di Daniel Ricciardo. Noi stiamo girando molto molto meglio rispetto. Perfetto raga, perfetto, la Q1 è nostra. Ottimo. Ok. No. Torna al garage. Siamo presi il Q1, insomma non penso che sia un giro. Quarti siamo, vediamo. Ok. Perfetto. Sesto posto. Vettel ha tenuto le soft, ok. Buono. Molto bene ragazzi, molto molto bene. Q2. Ok, il tempo non dà pioggia, dobbiamo stare molto attenti ragazzi. Ok, dopo addirittura sole, perfetto. Buono. Andiamo a vedere l'assetto. Usura 0. E qua il 20%. Solo che... Vabbè. Devo andare anche in Q2 ragazzi. Posso rischiare. Vai. Guarda, è arrivato dopo il sole adesso in China. Sempre miscela grassa. Cerchiamo di fare un giro solo, ragazzi. Per cortesia. Preparetto, se non lo levo dei coglioni. Ok. Mamma mia che sole che è uscito. Non vedo un cazzo praticamente. Devo fare un buon giro raga, per beccarmi il Q3. È fondamentale arrivare almeno decimi.
Dopo vuoi fare una buona gara. Dai, cazzo, dai. Spingi, sta Reno. Troia, malissimo, malissimo. Questa sequenza molto male, niente da fare. Sequenza non positiva purtroppo. Dai, come, dai. Ah, Jesus Christ. Quelli di RS. Buono. E andiamo a chiudere il primo laps. (28, 39, 11esimo, proviamo a fare un altro. 11° posto, sesta fila sulla griglia di partenza. Niente da fare. Ho sbagliato subito. Niente. Questa qualifica me la cucco così, purtroppo. Ok. Peccato. Chiudiamo 11esimi in Cina. Vabbè, dai, poteva andare peggio. Comunque 11esimo in Cina, che è una gara sfavorevole. Va benissimo. Peccato con la pioggia aveva un passo migliore. Forse vado meglio con la pioggia, solo il cuore può farsi stronzate. Anche se in realtà è la posizione che aveva detto 11esimo. Che sport, non sbaglia di un cazzo. Grandissimi, fioi. Ok, ok, ok. Qua aumentiamo. Ok, la sfida col porco è andata. Sì, sì, sì. Vinta, winner. Vittoria sul rivale. E God. Perfetto. Ascoltiamo la puttana. Ciao, volevo farti sapere cosa si aspetta il team da questa gara. Buona fortuna. Finisce almeno 14esimo, sconfiggi Joy. Ok, 14esimo possiamo farcela. Salvo vaneggi. Computer. Ok. Buono, buono. Perfetto. Ricerca e sviluppo. Che sfiga, oh. Per pochissimo, ce lo teniamo in questo weekend. Voglio assolutamente la deportanza. Punto e basta. Ok. Buono, raga. Allora, prossimo video, gara dall'11esimo posto, Gran Premio di Shanghai, China. Raga, un saluto dal commendatore veneziano. Ciao!